Amici sportivi, ben ritrovati. Queste immagini vi giungono dal Pala Cardella, dove è in corso la gara valida per il penultimo turno dei playoff di Serie C femminile. Di fronte la Tonno Auriga Ericina e il complesso palermitano del Dream Mauro Panormus Volley. Siamo sul punteggio di 7-4 a favore delle locali, che giungono a questo match dopo le sconfitte esterne che di fatto hanno azzerato le ambizioni di promozione. Peraltro ad un turno dalla fine ormai c'è la certezza della promozione della formazione peloritana del Brolo, che battendo il Volley Palermo nello scontro diretto ha chiuso i giochi con un turno d'anticipo, e diciamo che a questo punto non si può fare altro che sottolineare i meriti di questa squadra, che in pratica finora ha fatto percorso netto. A parte il primo match vinto 3-2, poi ha superato nettamente le altre contendenti. Quindi un turno da onorare al meglio, al massimo delle proprie possibilità, per tentare di rincorrere il secondo posto, che alla sua attuale sembrerebbe lontano, ma non stiamo qui a fare calcoli, lì ci soffermiamo solo su questa sfida. Peraltro ricordo che anche sabato prossimo si giocherà ancora al Pala Cardella, proprio contro la neopromossa Brolo, quello che sarà il congedo da una stagione iniziata lo scorso settembre, e per i noti motivi che tutti conosciamo, il Covid, rinvii contro rinvii, poi quella prima fase condotta abbastanza bene, la seconda con troppi passi falsi, legati anche probabilmente figli anche di una situazione infortunistica non proprio ottimale. Di fatto qualcosa certamente è mancato. Limitiamoci a questa partita con il punteggio di 9-5 a favore proprio della Tonno Auriga Ericina. In battuta Jessica Di Salvo, e poi con un pizzico di difficoltà le ospiti, solo per un attimo però riescono a controllare il pallone. Poi l'errore del numero 5, se non abbiamo visto male, Aurora Calì, per il 10° punto della formazione padrona di casa, e il tecnico ospite Diego Alioto chiede la prima sospensione. Ricordo anche che nel match di andata l'Ericina si impose nettamente in soli 3 set, alimentando in quel momento chiaramente i sogni che peraltro ormai sono stati celati. Poi le 2 sconfitte di Palermo contro il Volley Palermo e quello successivo proprio a Brolo di fatto hanno escluso l'Ericina dalla lotta per la promozione in Serie B2. Ma come ho avuto modo di dire poc'anzi, bisogna onorare fino alla fine la stagione, cercando di chiudere nel migliore dei modi. Ancora l'attacco e il muro di Claudia Curione, che regala l'11° punto alla formazione di coach Gaspare De Gregorio. Ancora la Di Salvo in battuta, lunga questa volta, 6° punto per le ospiti. In battuta la numero 22 Maria Bacchita Appigato, classe 2000. Anna Pecorella in ricezione, poi Martina Di Salvo, ancora Anna Pecorella recupera la palla, poi Claudia Curione che porta a casa il punto numero 12. Cambio nella di Mauro Panormus, esce proprio la Appigato ed entra, credo, il numero 23, sì, Martina Alioto, e spinge e riesce a portare a casa il punticino. Corinne Inchiappa, 7 per chi batte, 12 per chi risponde. Sono curioso anche di verificare se la mancata pressione che normalmente grava sulle spalle di qualsiasi atleta questa sera avrà un peso oppure no.
recupera un punticino la formazione ospite, 8-12. Francesca Toneatto, Martina Di Salvo, poi Giulia Cusimano. Ancora un attacco adesso delle padrone di casa. Claudia Curione colpisce la rete, ciò determina il 9° punto della formazione ospite. 3 le lunghezze di vantaggio a favore della Tonna Auriga. Riprova Claudia Curione, questa volta è lunga, 12-10. Si riduce il margine di vantaggio. Non riesce ad avere successo il pallonetto tentato dalla Cusimano. Stessa Giulia Cusimano, c'è il tocco e brave le ragazze ospiti, salvano il punto. Poi Francesca Toneatto non riesce a far passare la palla. 11-10, soltanto un punto divide le due squadre con un parziale di 4-0. Prova a forzare Jessica Di Salvo, brave davvero le ragazze ospiti, brave, hanno salvato un punto che sembrava già confezionato. Scambio lunghissimo. Che prosegue peraltro, vedete come le due squadre non riescono a chiudere. Ci prova adesso la formazione ospite e riesce, no, fuori secondo il primo arbitro. 13-11, peraltro non ci sono proteste, quindi deve aver visto bene e spezza questa serie consecutiva di punti la Tonna Auriga dopo uno scambio davvero lunghissimo. Giulia Cusimano, ancora Giulia, stavolta in ricezione, poi Claudia e il muro. Emanuela Lacorte determina il 12° punto per la formazione ospite, che ricordo è di Piana degli Albanesi. Addirittura vincente parità, 13-13. Davvero un break bruciante quello posto in essere dalla formazione ospite, e addirittura passa in vantaggio. Uno dei tanti blackout che hanno caratterizzato la stagione della Tonna Auriga. Sembrava in pieno possesso del primo set e adesso invece si trova costretta a rincorrere. Non si riesce proprio a portare a casa un punto. Martina Di Salvo, Claudia Curione. Poi il tentativo di Martina Di Salvo non è neanche fortunata perché colpisce la rete, poi si salvano le ospiti. Anna Pecorella appoggia indietro a Giulia Cusimano, non può forzare perché era abbastanza distante. Claudia Curione e alla fine riesce a portare a casa il punto del 14 pari. In battuta la stessa Claudia.
In panchina Valentino Ognibene, che non è proprio al top delle condizioni, anzi difficilmente potrà scendere in campo. Fuori sì. 15-14, è andata bene alla Regina, proprio sotto la nostra postazione abbiamo visto il pallone che ha superato la linea che delimita il bordo campo. Ottimo, finalmente il muro di Martina Di Salvo e Francesca Toneatto. Si torna avanti di 2 lunghezze. Pallonetto e controlla bene Giulia Cosimano e si salvano, però devo dire, come ho spesso fatto per tutte le squadre che hanno fatto visita al Palacardella, non demordono le ragazze di coach Alioto. 15-16, 15 per chi batte, 16 per chi risponde, quindi adesso il 7 è in pieno equilibrio e sbaglia anche clamorosamente Manuela La Corte regala il punto numero 17 alle vicine. Alla battuta Francesca Toneatto, torna in campo a Fontana per far rifiatare la Pecorella. Di Salvo, errore, ammette l'errore, 2 tocchi, si rimane sull'esiguo vantaggio di un punticino. Anche il tecnico ospite richiama Corinne Inchiappa per far posto alla numero 12, numero 13 scusate, Gaia Anello. Tra l'altro abbiamo l'arbitro in direzione che ci impedisce di vedere il numero. Di nuovo parità, 17 pari. E questa volta Gaspare De Gregori a chiamare il time out, capisce che c'è qualcosa che non va, chiama a raccolta le sue amministrate, il tentativo anche di spezzare questa serie positiva delle ospiti, che dopo aver di fatto azzerato lo svantaggio adesso cercano di allungare. Siamo 17 pari. In 21 minuti di gioco. Lo stato attuale, il sestetto formato dalla Don Auriga è composto da Anna Pecorella, Giulia Cosimano, Claudio Curione, Jessica Di Salvo, Giorgia Fontana e Martina Di Vita. La battuta per la difesa del gioco, invece di chiudere la Fontana. Adesso c'è il contrattacco delle ospiti. Giulia Cosimano è fuori, mettono il naso avanti addirittura le ragazze ospiti. 18-17. E Jessica Di Salvo torna a far punti, riporta in parità la propria squadra. Un po' sorpreso il muro della Di Mauro. Adesso esce il numero 5 Aurora Calì per far posto a Martina Alioto. Il muro attenua e pure Claudia Curione, ma poi ancora Jessica.
non si riesce a chiudere. Poi attenzione, è il momento che diciamo non è semplice e si vede anche in questo scorcio di match, e finalmente si porta a casa il punto. Ancora la Jessica Di Salvo, aiutata da una deviazione credo della numero 22, la Happy Gado. Ancora Martina Di Salvo, la sua battuta che mette in difficoltà la ricezione ospite. Ancora Jessica, non chiude questa volta, palla già dall'altra parte, va Giulia, non chiude nemmeno Rusimano, e allora ci pensa, bontà sua, la numero 41 Federica Giambona, che sbaglia, palla in rete, punto numero 20, più 2. Ancora la stessa atleta, la 41, e sbaglia, 21-18, e ovviamente coach Alioto. Si gioca il secondo time out. Fasi alterne, diciamo che questo primo set è stato caratterizzato dal tentativo di fuga della Tonno Auriga, poi c'è stato il netto rientro nella partita, nel set delle ospiti, poi la parità adesso, 3 punti conquistati dall'Auriga, che peraltro rimetterà in gioco ancora con Martina Di Salvo, che sta portando Martina Di Vita, scusa, sta portando a casa 3 punti importantissimi. Coach Alioto richiama la Giambona per riproporre Corinne in K, e poi anche un altro cambio, la 43 Giuliana Canzoneri Martina Di Vita, la sua battuta che crea qualche difficoltà alle ospiti, alle avversarie. Attenzione, e poi bella la veloce con la quale il Green Mauro si porta a casa il punto, meno 2. Velocissimo il gioco a 2, senza muro è stato facile portare a casa il punto. Spinge, ma fa buona guardia alla Curione, poi Giulia non riesce a chiudere, ancora Green Mauro, il tentativo di pallonetto. Lungolinea preciso, sul quale non la può la Pecorella, che riteneva probabilmente la palla fuori. 20-21, annullati 3 punti di vantaggio. Valentina Tutone ha avuto modo di dialogare con l'arbitro, il primo arbitro, che ricordo è Francesco Sant'Angelo. Chiaramente non sappiamo mai cosa si sono detti. Battuta vincente, 21 pari, come non detto. Punto importantissimo che finisce purtroppo fuori, vantaggio ospite, 22-21. Anche il coach De Gregorio chiama il secondo time out, troppi errori, sì, non vi arrivano le voci di coach De Gregorio, no, a noi sì.
in effetti esorta le proprie ragazze a restare calmi, ma effettivamente non è una delle migliori prestazioni fornite dalla donna Auriga Reicina, almeno limitatamente a quelle casalinghe. Si ricomincia, 22 per chi batte, 21 per chi risponde, primo set del penultimo turno, ve lo ricordo, del campionato di Serie C femminile, playoff. Ancora un errore, 23-21, sta volando via il primo set. Ben per la donna Auriga, che la battuta di Gaianello finisce fuori. Adesso si fa sentire coach De Gregori, c'è un punto da recuperare, il muro finalmente funziona. Il pallonetto, la pecorella, ancora Giulia Cusimano che sbaglia, regalando 2 set ball alla formazione ospite. L'ha applicato alla battuta sul punteggio di 24-22. Giulia non riesce, ci pensa la Claudia Curione, annullando il primo set ball. Ne resta ancora un altro, 23-24, imbattuta la Fontana. Esortano entrambi i tecnici alla calma, non potrebbe essere che è così. Riesce ancora Claudia ad annullare anche il secondo set ball, 24 pari, si va ai vantaggi. Ora la Fontana, e ancora un punto per le ospiti, questa volta è stata Valentina Tutone, lungolinea, che non ha concesso spazio. Terzo set ball. E il secondo tentativo, finalmente Giulia Cusimano porta a casa il punto con rabbia. La nostra bella e giovane atleta al secondo tentativo ha portato a casa il punto numero 25 e va tra l'altro in battuta. E brava Giulia, brava, 26-25. E si sporco ma fondamentale. Ancora Giulia, ancora in difficoltà la formazione ospite, poi va a pescare proprio l'incrocio delle righe il pallonetto della Tutone, 26 pari. La stessa Tutone mi pare va in battuta, peccato. E brava Claudia, brava Claudia. 27-26. La stessa Claudia Curione in battuta.
attacco che potrebbe essere decisivo, non lo è purtroppo. Ancora un attacco della Donna Auriga, non c'è nessun tocco, 27 pari, diciamo anche un pizzico di sfortuna pure. Interminabile il primo set, 27 pari. Provato il pallonetto Anna Pecorella, ancora la palla in gioco, incredibile, cioè proprio il muro questa volta funziona. E poi vola Jessica Di Salvo, un salvataggio strepitoso davvero, ancora in gioco la palla e questa volta è fuori, no, c'è un tocco, il secondo arbitro ha chiamato, ha visto un tocco, non ho capito bene, e quindi il punto è per le ospiti. Peccato, un punto lunghissimo che sembrava alla fine aver premiato Donna Auriga, così non è stato. 28-27. E vai Jessica, 28 pari. (28-28). Primo set interminabile. In battuta Francesca Toneatto. Vi ricordo che state seguendo la gara dei playoff di Serie C femminile, penultimo turno, peraltro. Fuori questa volta, rimette il naso avanti l'Auriga, 29-28, tra la Donna Auriga Ericina e la ASD Dream Mauro Panormus Volley. Insidiosa la battuta di Francesca Toneatto, poi un tocco di troppo regala il pareggio ancora alle ospiti. 29-29. Jessica con grande sofferenza, nonostante 3 tuffi delle splendide ragazze della Dream Mauro che non riescono a salvare il punto. 30-29, ma mi permetto di sottolineare le loro giocate, come è giusto che sia, ecco, giusto che deve essere, a prescindere quali sono le parti. E niente, si continua ad oltranza, 30 Auriga, 30 Dream Mauro. Complimenti ragazzi, nessuno cede. E rimettono il naso avanti le ragazze di Pena degli Albanesi, 31-30. L'Auriga non è riuscito a chiudere quando ne ha avuto la possibilità e adesso deve
inseguire. Per l'ennesima volta aggiungo. Non riesce Giorgia Fontana a chiudere. Attenzione, a palla ancora in gioco. Neanche Jessica Di Salvo riesce a chiudere. E allora le palermitane ancora un attacco dell'Auriga. Ancora Jessica Di Salvo, non riesce a chiudere neanche questa volta. Per un attimo il rischio è fuori. 32-30 il primo set. L'Auriga va sotto nel primo, interminabile. ...39 minuti di gioco, magari calcolando anche i time out, ma mezz'ora diciamo quasi di gioco. Adesso cambio delle panchine, si ricomincerà con il secondo set. È ripreso il gioco alla palla cardella tra la Tolna Auriga Ericina e la Dream Mauro Panormus Volley, con l'errore in battuta dalla formazione ospite, che ricordo, per coloro che si ponessero all'ascolto o in visione soltanto adesso della partita, si è aggiudicata il primo set ai vantaggi, addirittura 32-30, dopo tanti errori da parte della formazione di casa, che più volte ha avuto l'opportunità di chiudere a proprio vantaggio il set, non ci è riuscita e adesso si trova a inseguire. L'ha capito, intanto guadagna il primo punto per la sua squadra del secondo set, 1-1. Vedremo anche, verificheremo anche se le voci di coach De Gregorio avranno fatto effetto. Non intervengono né la Pecorella né la Curione, ma va della Favola. Secondo punto per il Dream Mauro, che ha avuto, devo dire, il grande merito di non cedere di un metro, proprio ha lottato su ogni pallone con grande determinazione e alla fine dobbiamo sottolineare che abbiano meritato di portare a casa il punto. Si corregge il primo arbitro, aveva assegnato il punto alla Dream Mauro. No, alla fine no, vale la prima decisione. No, momento di estrema confusione e infatti avevo visto bene, il punto era stato assegnato all'Erecina, è stata la correzione del secondo arbitro. Si riparte dal 2 pari con Martina Di Vita alla battuta. Ed è buona. Battuta vincente della Di Vita, proprio toccato nettamente anche la riga. Ancora Martina alla battuta, stesso angolo, stavolta fanno buona guardia le ospiti e poi si ripropongono portando a casa il 3 pari. Il muro
ha solo toccato, ma la palla è finita fuori. Le finisce addosso il pallone e la ventenne ha piegato, nulla può. 22 dicembre 2000, deve compiere ancora 21 anni. Claudio Curione porta a casa il quinto punto dopo un disperato salvataggio di Anna Pecorella. Jessica Di Salvo la battuta. Si riscatta, l'ha capito. Ha piegato, anzi, per essere Maria Bacchita ha piegato. Ma tra l'altro imbattuta la stessa atleta. Sbaglia. E va a sedersi in panchina per lasciare il posto alla compagna Martina Alioto, certamente più esperta, del 93. Sbaglia la ricezione, poi comunque colpisce male Francesca Taneatto, regala la palla e c'è il punto, ovviamente. Ecco, questi sono i momenti in cui si notano le differenze. Sei pari, tra l'altro il tecnico ospite ha da ridire. Non riesce a trovare il mandolo della matassa la formazione di Gaspare De Gregorio. Tanti errori, ovviamente sfruttati dall'avversario, sembra anche normale. Si riparte dal 6 pari del secondo set. Finalmente Giulia Cosimano porta a casa un punto. Quanta difficoltà per chiudere le azioni. Si discute al tavolo, chiaramente non sapremo mai cosa si stanno dicendo, ma credo ci sia una verifica dello schieramento.
si può ricominciare. In battuta la stessa Giulia Cusimano che ha conquistato il punto numero 7. Adesso è il turno della Tutone di lottare con il primo arbitro. Tutto ok, si può riprendere. Nuova parità. Martina Di Vita con un pizzico di fortuna riesce a portare a casa il punto numero 8 e intanto Caspare De Gregorio getta nella mischia Daniela Inglese. Va a rilevare proprio Martina Di Vita, è la capitana in campo. Questa volta l'errore della Tutone, buon per la Laurica che porta a casa il punto numero 9. In battuta Claudia Curione, punteggio 9 per chi attacca, 7 per chi risponde, ma chi risponde ha vinto il primo set 32-30. Vai Jessica, vai, spinge, dobbiamo spingere, dobbiamo essere più cinici, chiudere le azioni offensive. 10-7. Brava Giulia, ha sorpreso Manuela Lacorte, anzi no, vediamo, sì, no, il numero 3, Corinne inchiappa e coach Alioto chiama il time out. Quattro punti di vantaggio, ma diciamo che sembrano tanti, ma in realtà e la storia del primo set lo dimostra, non sono nulla di particolare. Quasi dimenticavo di far notare l'assenza di Maria Capitano, indisponibile per questa partita. Claudio Curione di nuovo alla battuta, sbaglia clamorosamente. Punto numero 8 per la Di Mauro. E arriva anche il punto numero 9. Dai ragazzi!
e dopo il punto numero 9 anche il punto numero 10. Solo un punto di vantaggio, quasi a conferma di quello che avevo anticipato, 4 punti di vantaggio, adesso soltanto un punticino. Ci pensa ancora la Di Salvo a spezzare la serie. Tornano 2 punti di vantaggio, ma occorre continuità, occorre evitare gli errori gratuiti che stanno facendo davvero la differenza in questo match. A rete da una mano alla Cusimano che porta a casa il punto numero 13, ma a questo punto va tutto bene. Occorre proprio una scossa per le nostre ragazze, occorre che recuperino la migliore concentrazione, che non perdano le motivazioni. Sarebbe davvero un peccato e c'è l'errore di Francesca Toneatti in battuta. 13-11, secondo set, penultima giornata, che peraltro ieri ha vissuto il decisivo scontro tra Brolo e Volley Palermo, con il successo delle peloritane e conseguente promozione in Serie B2. Elena Inglese ancora la battuta, 14-11. Brava Anna, brava. Brava Anna, va bene, ancora lei. Che ragazza, che atleta, ragazza. E poi il muro e portiamo a casa il punto numero 15 con grande sofferenza ma grandissimo merito, assegno ad Anna Pecorella. Una giovanissima atleta del 1982, peraltro un anno calcisticamente storico. Se la ride la stessa atleta perché non è arrivata a compiere l'ennesimo salvataggio. Due tocchi, facendo il primo arbitro, 15-13. Tre punti consecutivi. Anche i grandi sbagliano e quindi va bene così. 15 pari. (15-16). 5 punti consecutivi
necessario il time out, come nel primo set, dal vantaggio della formazione di casa alla luce che si spegne. 5 punti consecutivi conquistati dalle ospiti, dalle avversari. Morale della favola, adesso l'Auriga insegue ad una lunghezza. Non è fortunato il muro dell'Auriga, la palla ricade nel proprio campo e quindi punto numero 17. Arriva anche il punto numero 18, 7 punti consecutivi. Meno 2, 16-18. Infrazione sotto rete fischiata dal primo arbitro. Punto numero 19. Non è d'accordo il tecnico ospite sulla decisione del primo arbitro. Cerca di far valere le proprie ragioni il secondo arbitro. Va bene, imbattuta la Fontana sul punteggio di 17-19, 2 le lunghezze da recuperare per non compromettere anche il secondo set. Vedremo. Bella scocciata della numero 13 Gaia Anello, che porta a casa il punto numero 20 con forza, proprio non c'è stato muro vero, ma questa è una bella giocata, e Dream Mauro che si avvicina alla conclusione anche del secondo set. Si allunga ancora la forbice, anche se sembrava buona la schiacciata, così non è stato.
campo anche Silvia Scarpitta per levare la Curione. Sta scivolando via anche il secondo set, 23-17. Non riescono più a ritrovarsi le nostre ragazze, momento di estrema difficoltà. Time out per quello che può servire. Situazione estremamente complicata per la Tolna Auriga, che dopo aver perso ai vantaggi il primo set 32-30 adesso è sotto di 6 punti, 17-23, con la battuta anche a favore delle avversarie. E continuano a non riuscire a chiudere le proprie azioni. Una difficoltà che continua, addirittura 7 match, 7 ball, 24-17. Dai ragazze! Qua via il primo solo perché sbaglia in battuta. La giovane atleta ospite e quindi primo punto conquistato dalla Scarpitta, secondo 7 ball annullato, ma onestamente è difficile, anche se nulla è impossibile nel ball. Ancora Giulia Cusimano. Errore, la doppia e quindi 20-24. È buono il pallone, si chiude anche il secondo set a vantaggio della formazione ospite, 25-24 e 25-20 ovviamente. 2 set a 0 e immagino il morale sotto i tacchi, non potrebbe essere altrimenti. 1 ora e 12 minuti di gioco, 30-32, 20-25 questi i parziali che permettono alla formazione di Piana degli Albanesi di condurre per 2-7-0.
Ritornano in campo le due formazioni, due sestetti per il terzo set, situazione che sembra ampiamente compromessa per la Tonna Auriga, sotto i due parziali 30-32, 20-25, ma soprattutto una formazione che non riesce a ritrovarsi. Pesano certamente le assenze di Maria Capitano, di Valentina Ognibene e le condizioni precarie anche di altre ragazze, ma non c'è dubbio che è mancato molto, tanti errori, troppi errori sfruttati a dovere, e d'altronde non poteva essere altrimenti, da una squadra che non ha fatto nulla di trascendentale ma che ha lottato su ogni pallone. Una pallavolo semplice, sempre presente in ogni parte del terreno di gioco. E dunque complimenti all'avversario, ma tanti rimpianti in casa Auriga. Poi la squadra di casa pronta alla battuta, Claudia Curione. Si ricomincia. La Auriga per tentare di riaprire la partita, il Dream Mauro per chiudere, portare a casa 3 punti, sarebbe anche la prima vittoria dei playoff, non cambierebbe nulla in realtà, ma chiaro, nello sport le vittorie giovano sempre, fanno morale, aiutano a crescere. Naturalmente il punto è per le ospiti. Continua proprio il momentaccio, errori su errori. 3-1 per il Dream Mauro, Panormus volley. Tutto facile adesso per la squadra di coach Aliotto, tutto difficile Dai ragazze, dai! per l'Auriga. Che porta a casa il secondo punto del terzo set grazie a Jessica Di Salvo. Ancora Jessica, l'unica che è riuscita finora a chiudere in qualche occasione le azioni offensive.
Con l'aiuto della rete Martina Di Vita porta a casa il quarto punto, 4-5, ma è ovvio, mi sembra quasi elementare sottolineare come occorre cambiare il registro, anche se mi rendo perfettamente che non è facile, sotto di 2-7, una partita che comunque mette poco in palio in teoria un ipotetico secondo posto nei playoff, ma adesso che peraltro è sfumata la possibilità di portare 3 punti a casa sarebbe ancora più complicato. Evidenti le difficoltà delle nostre ragazze, evidentissime. 7-4, tentativo di fuga e potrebbe essere decisiva a questo punto. La spinta, l'esortazione di coach De Gregorio, che per ora però e fino adesso non hanno sortito effetti particolarmente benefici, sono molto scariche le nostre ragazze e le assenze pesano parecchio. Sbaglia anche la Curione. Dai Claudia, dai! Un'infrazione regala il quinto punto alla Connauriga. Quattro punti da recuperare, ma in questo particolare momento mi sembra un'impresa titanica. C'è molto scoramento ovviamente, non riesce nulla e quindi si susseguono gli errori. Doppiata la Connauriga in questo momento, 5-10. Certamente le due sconfitte subite fuori casa hanno fiaccato il morale della squadra. Le assenze poi e l'impossibilità di variare le scelte hanno completato il quadro d'insieme ed quasi, appare quasi naturale
quello che sta succedendo al Palacardella, cioè una sconfitta per certi versi inaspettata, considerando pure che già nel match di andata l'Auriga aveva vinto nettamente 3-0 al piano degli albanesi, e questa sera invece è vicinissima a subire lo stesso punteggio, che peraltro la relegherebbe all'ultimo posto del girone, ma cambia poco ormai, finire terzi o quarti cambia poco. Partita che sta scorrendo via in maniera anche pesante, 13-5 nel terzo set. Secondo time out, ma ormai la situazione mi sembra particolarmente compromessa, perché proprio non c'è neanche più la voglia di lottare, quasi una sorta di rassegnazione. D'altronde recuperare 9 lunghezze mi sembra molto molto improbabile, però la pallavolo ci ha regalato epiche rimonte. Fino all'ultimo bisogna credere nelle proprie possibilità. Stiamo toccando quasi un'ora e mezzo di gioco, togliendo i time out, togliendo le pause, siamo lì. Non passa la palla, c'è poco da fare. 15-5, punteggio severissimo adesso, perché comunque nei due precedenti parziali la squadra aveva quantomeno lottato, sfiorando il successo nel primo set, perso 32-30 e adesso invece è proprio acceduto nettamente. Dai ragazzi, dai! Delusione totale. Batutone regala il sesto punto sbagliando la battuta. Sbaglia la schiacciata, Corinne in chiappa mi è sembrato, quindi settimo punto. Una pallavolo semplice quella giocata dal Dream Mauro, nulla di che ma efficace, grazie anche ai tanti troppi errori commessi dalle nostre atlete, sia in ricezione sia in attacco. Davvero poco da salvare questa sera, e il rimpianto e il rammarico legato a quel primo set che poteva essere chiuso in ben altro modo. È ancora un errore anche di Jessica Di Salvo. 18-7, mestamente si sta concludendo questo match che Manuela Lacorte pensa di poter riaprire sbagliando la sua battuta, è solo ironia, non l'ha più. Troppo netto il margine di distacco, 8 per chi batte, 18 per chi riceve. Silvia Scarpetta alla battuta, si ostacolano a vicenda, poi riescono a rimandare la sfera dall'altra parte.
cambia poco, 19° punto. E la Trimauro sente la vittoria ormai a portata di schioppo e quindi commette qualche errore di troppo, ma non credo che ciò possa servire a cambiare la storia di questa partita. Dai ragazzi, magari cerchiamo di chiudere dignitosamente. (21-10). Siamo all'epilogo ormai di questa partita, poi rinvieremo il tutto all'ultimo match del tutto ininfluente a questo punto contro la neopromossa Brolo. Certamente resteranno tanti rimpianti, tante recriminazioni per una stagione che doveva regalare altre situazioni. Brava Jessica! Peraltro sabato prossimo vedremo all'opera, dopo la formazione che ha dominato i playoff, magari avremo la curiosità di vedere la forza di questa squadra che proprio ha lasciato le briciole alle altre e quindi ha ampiamente, aggiungo, meritato il salto di categoria. Trimauro ha soli 3 punti dal primo successo nei playoff. Una magra consolazione, ma comunque credo che sia un successo nettamente meritato. Non c'è dubbio che hanno giocato meglio le ragazze di Alioto. Diciamo che a parte il primo set poi non c'è stata storia, proprio una partita a senso unico. Jessica Di Salvo al turno di battuta. Tredicesimo punto, magari per chiudere nella maniera più dignitosa possibile, considerato che comunque nei primi 2 set la squadra ha cercato di lottare. Sbaglia anche la Di Salvo, 23-13.
Dai ragazze. Dai ragazze. 24-14. Occhio che siamo addirittura d'arrivo. E infatti il sigillo al successo netto e meritato del Dream Mauro Palermo, 14-25, 3-7-0. Davvero poco da aggiungere, la resa totale da parte delle nostre ragazze, che adesso avranno una settimana di tempo per preparare l'ultima sfida della stagione 2020-2021 contro la neopromossa Brolo. Non sappiamo ovviamente se saranno recuperate le ragazze infortunate, ma cambierà poco. Riepiloghiamo dunque quello che è successo questa sera con Auriga Ericina, Dream Mauro Palermo, Panormus Volle per essere precisi, 0-3, parziale di 30-32, 20-25, 14-25. Tante assenze, tanti errori, magari troppo, hanno determinato il terzo KO consecutivo ancora per 3-7-0. Grazie per la cortese attenzione. L'ultima recita avverrà sabato prossimo. Si chiuderà questa stagione caratterizzata dal Covid, caratterizzata dai tanti rinvii, caratterizzata anche da una posizione che non era quella pronosticata o pronosticabile alla vigilia di questo. Grazie per la cortese attenzione, un saluto da parte mia Enzo Biondo e da parte di Massimo D'Azeglio, che vi abbiamo tenuto compagnia, vi abbiamo raccontato le partite che si sono disputate al Palacardella. Appuntamento a sabato prossimo.